14 nuovi bus ecologici per Mobilità di Marca, l'azienda unica del trasporto pubblico della provincia di Treviso, che porta così a 20 le unità green della sua flotta, rinnovata del 4% in soli 6 mesi. 5 bus a metano per il servizio urbano, 1 elettrico, 4 autobus Euro 6 per il servizio urbano, 10 autobus Euro 6 per il servizio extraurbano. Con un investimento totale di 5 milioni di euro, ora un autobus su 4 della flotta MOM è green e la media si alza addirittura a 1 su 3 nel solo ambito urbano. Un'operazione di rinnovo finalizzata a ridurre l'impatto ambientale del trasporto pubblico, che ha ricevuto l'apprezzamento anche del presidente di Regione Veneto Luca Zaia. È un bel investimento che facciamo a favore dell'ambiente, quindi si inquinerà ancora di meno e ovviamente nei confronti di tutti i nostri pendolari, di coloro che fruiscono di questo servizio, perché avranno comfort e sicurezza e tutto quello che comunque danno questi nuovi autobus. È un investimento importante fatto in solo 6 mesi, 20 nuovi autobus, oggi ne presentiamo 14. Questi vanno a sostituire vecchi autobus degli anni 80 e consentirà a MOM di risparmiare circa 139.000 litri di gasolio annui, ma soprattutto minore emissioni di inquinanti pari a 110 tonnellate all'anno. Quello che noi chiamiamo la nostra linea green o gli autobus green aumenteranno sempre di più, perché sarà uno dei filoni che noi andremo a sviluppare nel proseguo delle attività. Quindi sempre autobus sempre più moderni, più confortevoli, più rispettosi dell'ambiente, perché noi crediamo in un trasporto pulito e in un trasporto che piaccia alla gente. Eccellenza non solo sul versante ambientale, MOM in questi anni ha investito molto anche in innovazione. Prima azienda del trasporto pubblico in Veneto a definire un accordo di intermodalità con Trenitalia, stipulato a inizio anno e rinnovato a partire dal 12 settembre, che mette a disposizione degli abbonati MOM un treno per il collegamento veloce Treviso-Lancenigo. Abbiamo fatto un esperimento che è molto riuscito, quello dell'intermodalità, per spostare gli studenti dalla stazione centrale di Treviso fino al polo scolastico di Lancenigo, ma quello che vogliamo fare nei prossimi 3 anni, la nostra visione è quella di aumentare l'efficienza e l'efficacia di MOM. Intermodalità interpretata come vogliamo noi, con l'idea della tariffa unica del biglietto unico. Idealmente il Veneto nei prossimi mesi, quando abbiamo realizzato questo progetto, riuscirà a pianificare, che so, un viaggio da Belluno a Piazza San Marco e comprendendo anche l'intermodalità, che potrebbe essere un tratto ferroviario, quindi su ferro, un tratto su gomma magari in autobus e l'ultimo tratto via acqua.